A Fontanelle nasce il Giardino della Legalità, un posto che ha come obiettivo quello di ricordare le vittime della mafia. Oggi la sua presenza qui è molto significativa. Io sto vivendo questo momento, questi giorni, devo dire, anche con tanta emozione, oltre che con la consapevolezza di vivere, di lavorare al servizio di un territorio che, se è vero che è difficile, con tante contraddizioni e con tanti problemi, ha dato i natali e ha visto crescere umanamente e professionalmente persone della levatura di Rosario Livatino, che forse poteva veramente nascere, crescere, vivere solo in un posto come questo, in una provincia come questa. Un uomo che è stato nella sua semplicità e con la sua competenza, io credo che rimane un esempio, ma un esempio che non per tutte le future generazioni, per il presente e per il futuro, perché non ha fatto grandi cose, ha fatto una cosa eccezionale, ha fatto il suo dovere fino in fondo in un territorio che viveva anche un momento difficile e particolare e ha pagato con la vita questo suo attaccamento allo Stato, alle regole, alla legge. Allora, un luogo come questo diventa un monitor per la città, un monitor per la provincia, immagino anche un momento di riflessione anche per chi verrà qui a passare un pomeriggio, un'oretta, per i grandi, per i bambini, per le mamme. Ecco, è anche un invito a chi viene qui a riflettere su questa figura, che non è una figura del passato, è una figura che ha una grandissima attualità. C'è poi l'aspetto religioso che sicuramente non sta a me commentare, però dico da credente dico che anche quello è un lato di questo personaggio incredibile, di questa persona straordinaria. Il Comune oggi si riappropria di uno spazio, la piazzetta Livatino, che diventerà un luogo di memoria da dove parte un messaggio di giustizia e di legalità. Sì, oggi siamo qui, inauguriamo la piazzetta della legalità in piazza Livatino, qui nel quartiere di Fontanelle. E ringrazio i ragazzi proprio del quartiere che hanno voluto fortemente riportare il decoro in questa zona di questo quartiere e anche una memoria al giudice Livatino, perché sappiamo bene domani c'è la beatificazione in cattedrale dello stesso giudice, quindi penso che questo sia un segno forte, un segno per far conoscere anche ai nostri ragazzi, ai nostri figli, ai nostri nipoti il senso della legalità. Piazzetta Livatino oggi si presenta con una veste nuova grazie al lavoro, all'impegno e alla collaborazione del Comitato di Quartiere, dell'amministrazione, della cooperativa Rosario Livatino, della scuola, di Legambiente e di tante altre associazioni che sono volute aggiungere in questa bellissima esperienza. Deve diventare un presidio di legalità da oggi, un punto di incontro e di riflessione. Lo dovevamo sicuramente al quartiere, lo dovevamo alla città, soprattutto per noi, ma soprattutto per valorizzare una figura importante come quella di Rosario Livatino. Sì, la cooperativa Rosario Livatino ha voluto partecipare all'iniziativa promossa dal Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme donando questa pietra che proviene proprio dai terreni confiscati e le cui procedure di sequestro furono iniziate proprio dal giudice Livatino. Giardino della legalità, finalmente ci siamo, abbiamo inaugurato oggi questo giardino della legalità intitolato al giudice Rosario Livatino. Piazzetta Livatino era già presente nel nostro territorio, forse dimenticata da anni, l'abbiamo riscoperta grazie alla sinergia e alla collaborazione di tanti attori. In primis il Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme, che è stato da stimolo, è stato da pungolo per l'amministrazione comunale, che subito abbiamo iniziato un'attività di collaborazione, ci siamo attivati, abbiamo pensato a questa iniziativa e giorno dopo giorno è cresciuto l'entusiasmo, è cresciuta la voglia di fare, ma deve essere una voglia di fare che deve continuare nel tempo. Infatti credo che ogni anno questa amministrazione dovrà prendersi l'impegno insieme a tutti di continuare a ricordare il giudice Rosario di Livatino e a tenere vivo il suo ricordo in questa piazza
cosa che viene restituita non solo al quartiere di Fontanelle, ma all'intera città agrigentina, che ne può fare uso e può venire qua non solo per poter passare le proprie giornate, ma anche per ricordare soprattutto che cosa? L'esempio del giudice. E quindi noi siamo veramente contenti e grati a tutti coloro che hanno messo il proprio impegno e speriamo di continuare nel tempo a dare il nostro supporto per questo tipo di iniziative.